scusa sulle strade, vieni. No, Ma dai che tanto questo è un... È un salotto, ne parliamo. Sì, visto che è un salotto, magari approfitto perché magari qualcuno effettivamente non è a conoscenza delle attività e delle infrastrutture che stanno andando avanti. In realtà diciamo che la parte sportiva, se parliamo dei mondiali 2021, sta andando avanti molto bene, secondo quello che è il cronoprogramma. Lo si è visto con l'inaugurazione, che non era solo l'inaugurazione dell'impianto di risalita verso il Freccia del Cielo, ma era anche tutta una serie di opere, vedi la pista Lacedelli in 5 torri, il sistema antipalanchivo e complessivamente una sistemazione delle piste, a cui seguiranno poi il prossimo anno quest'anno e il prossimo anno ulteriori interventi, quindi il collegamento tra Pocol e 5 Torri, seguiranno poi i lavori della piscina che partiranno in aprile, quindi una serie di opere che sono così definite di primo livello, che sono strettamente legate all'evento, e poi quelle di secondo e di terzo livello che servono, diciamo, magari più alla comunità. Tutto questo, devo dire, se la parte sportiva è funzionata molto bene, certamente la parte di abilità ha avuto dei ritardi anche notevoli. Sono stati nominati 2 commissari, il commissario Valerio Luigi Sant'Andrea che ha seguito le opere sportive e l'ANAS direttamente per quanto riguarda le opere e le infrastrutture di viabilità, con 64 interventi tra Cortina e Longarone, quindi l'accesso sulla viabilità dell'autostrada. Alcuni piccoli interventi, alcuni anche comunque importanti, come la situazione delle frane verso Acquabona, sono stati realizzati, altri invece sono in itinere, e qui mi riferisco alle 4 tangenziali bypass di Tai, di Valle, di San Vito e di Cortina, che sono finanziati, hanno il progetto per quanto riguarda Cortina e per quanto riguarda Valle già approvato dalla Commissione Valutazione Impatto Ambientale, e quindi non saranno sicuramente pronte per il 2021, ma immagino per il 2023 saranno pronte. In tutto questo c'è il pacchetto ovviamente olimpico, quindi abbiamo abbozzato, verrà portato nel Consiglio dei Ministri la prossima settimana, forse 2, la legge olimpica, all'interno della quale ci sono tutta una serie di finanziamenti che prevedono e prevederanno anche degli ulteriori miglioramenti sia per l'imbucco di Longarone sia il completamento del bypass di Cortina, quindi con il tanto atteso, diciamo, in qualche modo tunnel che fa l'attraversamento di Cortina. Tutto questo ovviamente c'è un problema anche non solo di attraversamento, ma di problema in qualche modo del traffico locale, e su questo ci sono degli interventi che prevedono diciamo, progetti in itinere, circa 1500 posti auto nuovi in garage che saranno realizzati nella zona della stazione e lungo Boite, un nuovo impianto di risalita così definito Cortina Sud che partirà dal Tennis Apollonio verso Socrepes. Questo permetterà, questo è molto importante perché intercetterà tutto il traffico proveniente o giornaliero proveniente, diciamo, dal Cadore, e quindi direttamente verso Socrepes, che è la zona in questo momento che soffre un po' di più con il traffico e ovviamente intasa la circonvallazione, e quindi complessivamente per cercare di portare il traffico a valle, ovvero meglio riuscire a sistemare le auto negli alberghi e nei parcheggi, quindi utilizzare gli impianti di risalita come una località moderna per poter girare nei vari comprensori. Ancora più là, per il 2026 c'è il sogno, nel senso che da Cortina sicuramente nel giro di qualche anno arriveremo partendo dal centro verso 5 Torri e Falzarego. Il sogno è quello di arrivare di collegarci sia col Civetta sia con il Sella e con il Kerz nel compressorio, diciamo, più grande, diciamo, diventerebbe il compressorio più grande d'Europa, e quindi possibilmente, e questo ovviamente è il sogno, arrivare con gli sci da Cortina alla Val Gardena e dalla Val Gardena magari a Cortina, magari per vedersi le Olimpiadi e tornare indietro senza utilizzare la macchina, e quindi questo sarebbe veramente il progetto a cui, molto ambito, a cui guardiamo. E mi fermo, e mi taccio. Quello che si era parlato sui treni. Allora, i treni effettivamente diciamo che la partita è molto difficile, perché se forse è più probabile un accesso da nord, perché diciamo Dobbiaco potrebbe essere o San Calido vicino a Cortina, quindi un collegamento verso il nord Europa, il discorso di collegamento diciamo a sud un po' per ovviamente gli investimenti, perché parliamo di 1.500 milioni di euro.
un po' perché effettivamente questo credo che sia una responsabilità dei sindaci delle nostre zone o del Bellunese, non si sono riusciti a mettere d'accordo su una traiettoria che possa essere quella, cioè il Veneto, la regione Veneto, Zaia, la De Berti avevano proposto due alternative, i sindaci del Cadore e del Bellunese non hanno fatto sintesi e quindi hanno proposto una terza via sicuramente più lunga, più difficilmente realizzabile, non hanno dato una risposta e quindi io credo insomma per il treno ci vogliono almeno 10, 12, 13 anni e quindi sicuramente non per queste Olimpiadi, quindi è sicuramente un modo di spostarsi molto, molto nuovo, innovativo, cioè anche se guarda ovviamente al passato, però credo che per il 26 no di sicuro, ecco, quindi forse più in là. Va bene? E intaccio perché effettivamente sì. se no vi rubo spazio su magari argomenti No, importanti, ma insomma che... non vogliamo ecco, disturbare oggi. Cioè, grazie. Grazie. Va bene, essere aggiornati.